2 giorni lo sole si formò in cielo, la luna disse: «Sena che morreva davvero, può essere che tutte le donne devono andare a fare tutto il bagno dallo mare e oggi, che sogno per la festa, arresto fermo a tagliare la casa». Oh, non cercare la scusa a sei cretina che scoppiaste una ciota che finì la benzina, a quando comincia presto a tagliare che ora io un docere e comparire. Lo sole se guarda e ci risposi: «Io sogno un uomo e non cerco scuse, sogno una ragazza che aspetta la santa che non ci vede la meschinetta, e con le mie sciaggine d'amore mi voglio passare tutte le sere a Osane per a dire la tua sponda domani, oggi no, io che fare?» Intanto c'è spade, bocchi, battemani, compariva la santa a catteggiare, e mentre che la processione camminava ebbe la Santa Lucia si sentiva. Dopo un mezz'ora i portatori erano tutti in mare di sudore, la fatica ranna si faceva sotto il gran sole che pecciava. Lucia capì la situazione e appasciando all'orecchio dello sole ci ciucciò queste parole: «Ti ringrazio per il tuo amore, ma ora vieni che ne chiedi, ora ci vuole la tua compagna Luna per accompagnare queste creature che mi hanno portato sino a bucata, e tu lo sai come non casciata». Lo sole in modo se ne stava, segno che sto fatto ce ne spiaceva. La santa lo capiva e disse ancora: «Luna, non si reprisce l'ora. Lo 16 dicembre di ogni anno lo sole dallo mare non si fa un bagno. Accompagnare la luna di nascere, a fare insomma va, da cavaliere». I da se rese una culiata e non ce lo fece la casuta. Lo firmamento tutto un brillante, lo sulla c'era e la luna avanti. E se per caso tu 2 giorni da lì in cielo non ti sai spiegare com'è sto mistero, com'è tutto così bene illuminato, che ha fatto gli streghi, ve l'hai contato.